Sadesetti bessiras de logos de logu esti sattobi con ispicciocus de ANS, Assemblea Nazionale Sarda, per la regione de cultura de Sardigna, de lingua e de politica isulana. In Serrara, su professor Casula, nos ammenta la storia de Grazia de Ledda, sa femina sarda che ari ampuau sirea de Barintia. Ben agattaus in TCS, de Enrico Puzzolo e custa esti logos de logu. L'indipendentismo sardo è una tradizione dessa mira la politica moderna, cuda che nasce con suppisdaz de Cova, Lussu, Bellieni su 1921, dessa vigara de coscienza che è antarento i sordaus tattarini su dessa esperienza issorio in sa prima guerra mondiale e desse condizioni di poveresa che soffrirà s'isula. Su partiru è carrerao con ideas autonomistas e federalistas ad ispirazione socialista primicciu, posi vorriare vinzas a brama de indipendenza poi. Esti povinzas una tradizione villa de gusta cultura de resistenza e rebellia che Giovanni Liliu, intellettuale, storico e archeologo, assora e definiu costante resistenziale dei sardus, uno concetto che annarri davvero su doiare vinzas a chi du contierrara. Iaressi su de agattai in dogna tempus su tagali chi sia l'amministrazione voresa o dominio voresu che governara con forma interessus esogenus su bisogno de si furriai de oggetto, periferia, provincia, colonia, a soggetto e centro autonomo. Esti una parte della storia moderna che biazza mera entre i anni 70 e i anni 80 o indiri non arricci di grande torrara elettorali. Poitta doiari chi nighetara sannegi a pizzo del sabago coscienza nazionale dei sardus, a cove caso dell'influenza egemone dominante, doiari una parte de gusto elettorale indipendentista generazione sinosa che sfranchendisi des quistionesi del partito de voto circa la moda sannoasa potasinai saggenti in custo a regioni, ispirendisi a isandalas e atras a realidades europeas che si indivunti strantagiaras grazie a una grande movida culturale po mano dessa popolazione. Esti ANS, Assemblea Nazionale Sarda, che a giumai un anno a oi nasci rispirendisi a esperienza dessa NC Cadelana e che accusta Ghettara Sarenta po accrovai tutti i quistionesi del suo logo per una dibatta unitaria in tutte sa nazioni, po chidengera un risultato politico prusu forti, prusu arranguadori. O in diris su un paese spiccioccusu de SANS, Assemblea Nazionale Sarda, chi vunti? Riccardo Pisu E chi vunti? Silvia Purcu. Esesi duas de tanti atrus che vunti spainausu me in Sardegna e me in tutto il mondo. Insandusu incarrerau su sa questioni presentando questo associo. I testi sans, quando vuoi nascere, chi due vigare a parte e cali esti sabunna. ANS nasce in un mese di marzo del 2019, a pustisi delle elezioni governative, che per l'indipendentismo non funti andata bene meda. E tanto i GUE comprendi che i sardos non tenente bisogno di rappresentanza di altri partiti, ma tenente bisogno di comprendere come si accurziare a certi temi, di sconoscere, poi si spesso non sconoscono. E tanto io pensavo di fare nascere di questo associo culturale e di promozione sociale, proprio per tornare a contare ai sardos si storia, sa limba, sa cultura, e tutti i che non conoscono che in Sardegna questo è un problema manno che vuole un arresto sociologico di cultura. ANS è un associo che va di cultura e che in carriera è una questione politica, però non è un partito politico e non è manco in sa struttura cosa sua tenere questa possibilità di disturbare il partito politico, poitta. Che pensavo che non capita bisogno di un altro partito, di un altro movimento, che ha bisogno che i sardos arrivino a solo a certe questioni, non che siano un partito a dispedire su voto. E pensavo su vinza che le scadenze elettorali a volte siano pericolose, che non deppeuso battallare per arrivare a questa data e poi chi se vidu. No, tocca da fare un traballo più fungudo, più umano, che arriva da sta gente e che invece ad intendere che sta gente partecipa di questa cosa. Non è solo atteggiare di un voto e poi mi desiamo in mano, no. Sta gente deve partecipare, deve comprendere, deve arrivare e deve aiutare questa causa. Io sono Maria Francesca, sono una piccina di Lugula che sta in Sassari. Sono una dei soci fondatori dell'Assemblea Nazionale Sarda, che noi per incursiare chiamiamo ANS,
Ma ites questa Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale non è stata che uno giostiu, che io però preferia chiamare loccu. Est unu loccu, infatti, in uve tutto canto sossardoso nos potimus inzovare e arreglionare e compartire ideas, propicare coscienza de su chi imusu, de su chi semusu e de su chi querimus essere. Difattisi, ans, è fatta da gente de donzi zenia, unitos però da un unico sentimento, che è amore per sa terra nostra. Infatti, ans è aperta a tutti os chi son concordes e chi sostrechi principios che la fundamentano. Sia zirgana de comprendere i teste ans menzios o asi solo gana os esis curiosos o che ritesi scrivi teste, andate a vedere sa pagina di Facebook oppure partecipate a un'assemblea che amusa a facere. Come vi saluto e speriamo di non vedere luego. Ciao a tutti. E iniziando su po' donare un sentito a quest'andala, che anda bene, noi tenere questa vurriera politica del Zuppighendi Bruso in questa presentara, ma a Palazzo ieri rotto una questione culturale, rotto una movida che da di ora cominciare come te subito insisterira, tenere capi a tenere sentito, ita avunti, sa regioni de indipendentismo, poi ita indipendentismo e tabolirina e vincesa. Volevo narrare che in Sardegna ad un anno si usa di una storia che non è sa nostra, che due usare di preguntas non a tutti, ma a sa maggioria di preguntas ti vuoi dare di storia sarda, di cultura. Assi spesso ti vuoi dare tante cose intendias, contadas a teatro, una storia scritta a teatro, che non è sa chi conosceus, che si scola e finché sa propaganda ne usa, no? Sa che arriva dal Stato italiano. Non è scusa chi conta da sa Sardegna di tutto su bene della Sardegna, di tutto su che sa Sardegna ha vivuto in storia. Tanto dobbiamo tornare a s'appropriare di queste cose e cercare di dover comprendere dai sardos. E io comprendo che la questione dell'ANS è politica, è incarare a sa politica, ma è più che tutto culturale, anzi, volere non è capire a sa questione politica, prendendo da tutto questo che da mancare in sa dibatta di oggi in diri. Beh, certo, ANS è politica andevade, non è una politica partitica, o le narra canoso posizione da picausa, a pizzo di un certo argomento, no? Però sul discorso ponoso non si serve di un altro partito che emerge da indipendenza a casa, no. Noi dobbiamo fare un percorso, dobbiamo fare comprendere alla gente che l'indipendenza o la narra divina, cioè l'indipendenza dell'individuo personale, non deve essere una cosa collettiva, no? Deve essere una cosa che uno comprende, che uno che arriva da solo, che ragiona e narra. E forse in questa terra manta contare una storia che non è propriamente storia verdadera di questa terra, ma una storia che è iscritto esatto. In caso a ultimo indipendenza stibessi un vago documento un'etichetta che vuol dire tante cose, sa? Mandi punti bessi su altro su fuedo come autodeterminazione, conti preso ma non senza sparto canta vince sa questione della persona e de come si pone renante dessa società. L'Assemblea Nazionale Sarda è formata da differenti assemblee che sono nascinde in tutta la Sardegna. In Tasciacommo sono nascite in Durgali, in Tattari, in Castello e Bendaduna che si narra su di Sterru, poste persone che vivono a fuori della Sardegna e che si chiedono con l'irappare. In Tasciacommo questa assemblea hanno organizzato eventi culturali che possono essere fastizzati, possono essere proiezioni di documentari, presentazioni di libri e hanno lavorato a tutto anno per una causa culturale sarda. In questo ultimo tempo del coronavirus abbiamo aperto una pagina in Facebook che si narra Zudu Torrau può orchettare manappare. Si chiedisci partecipare, potessi scrivere a questa Assemblea Nazionale Sarda o si chiedisci potessi buscare chi persona in saida nostra può fondare un altro gruppo territoriale dell'Assemblea Nazionale Sarda.
Eusu a regionale vinzas de coscienza nazionali e tabulirinai a tenere una coscienza nazionale o i sardos ite coscienza tenenti de sei in sa sociedade. Beh, i sardos conoscono una storia contata da altro, non conoscono la storia di solo. Coscienza nazionale o le narra a si tornare a appropriare de questioni chi santa contare un male, funti contata già male, no so. Ito già narra fino a questa storia, no, ma si fa un esempio banalissimo, no? Posso narrare Santa sempre contau Casa Sardegna è stata una terra isolata, quasi un'isola e si usa isolato. Beh, però c'è cosa, tanto si deve a creare queste cose, che è sempre isolato, però ne usuvinze che è una storia piena di dominazione, che noi che funti arribato fenicio, funti arribato spagnolo, arabo, bizantino, si deve decidere da pizza di queste cose. A volte ne uso pure che uso tenere un carattere malo, che non si buono, però si non vince che si usa ospitale, tanto tocca da comprendere a creare queste cose, no? Due punti narrazioni differenti a pizza di su che punti sardos e non perché tu si perde in sandala. Esattamente, proprio casi, no? Cada scrittore che hanno scritto a pizza di questa cosa, sociologo, chi uno anda a leggere, non so se i due gusti, no? Può descrivere a sta gente che è qualcuno che conta di questa storia verdadera. Si firma su una scanto un minuto su possa pubblicitari. Bene che su torna in logos de logo. Vestu su a regionenda pizzu de coscienze nazionali e de itta si pensano in sardus e in diri. Tenere su finza ideas differenti, ma già in tutto su dretto de su pensiero occidentali a pizzu de si de itta est una nazione, de itta est un stato. Noi o in diri in Sardegna come ti supposto in conto de gusto? Namuski noi scandaremo de commente ans scandaremo de coscienza nazionale l'obiettivo nostro è stare de cultura. Dunque, secondo noi si partiti dessa cultura. Vinza può ottenere una visione di noi e tutto, teniamo bisogno di spainare cultura. Questo ovviamente è un discorso meta mano, che questa parola cultura arriviamo sia da patrimonio storico, arriviamo da tutta la forma di questa cultura che può essere la letteratura, che sia la forma di espressione, tutto ciò che non si può aiutare a formare una coscienza. Quando arriviamo di cultura, arriviamo chiaramente di cultura sarda. Ciò che non spiega a fare a noi è a creare tutta una serie di iniziative, già che posso fare un esempio, in Castello come in Tattari, potete essere stata una passeggiata, tornando a bere alcune cose del suo patrimonio storico nostro, che o noi schiamo bene la storia, o a bordo la storia triballata, come i suoi canali social, battistato per esempio questa campagna che in queste storie metta imprese che arrivano comunque a tutto e vince questa storia che è comunque una materia a bordo un po' difficile da gestire, potete essere semplificata, no? In conto de a Inasa e finza de assetto dessa associazione te fu ad usubore su gastai come è fatta anzi come si organizza poi te sono in primicio che due dirigenti mera in Sisula in Italia in Europa e vinza da trovare sul mondo se non mi sbaglio in Canada pure due dirigenti che si grians e poi ta vinza questo interessu e s'importu de trasinai finza de presentare sa Sardegna sul mondo de trasinai sul mondo menischistonese de sa Sardegna. Certo, da due, no? ANS è fatta da assemblea territoriale e assemblea settoriale. Le assemblee territoriali funti che andate in Sardegna e che è andato in Forasa, l'assemblea di Sudisterro, come hanno due, che gente canadese, che vive in Canada, gente che vive in Olanda, che vive in Germania, Danimarca, che è andato in tutti i paesi, e traballanta, come hanno due, progetti questa idea di Sardegna a Forasa che me non conoscono. Salute, mi naro Alessandro Frongia, sono uno studente di ingegneria biomedica, nasco in Pirri, ma da una varia anni sono vivendo in Olanda.
Finza da singizio dell'Assemblea Nazionale Sarda, vogliamo sul progetto, a Into de Ansa ha pagato gente come me, gente vivi a fuori della Sardegna, ma che vuole di lavorare per far crescere la coscienza nazionale sarda pure da fuori dell'isola. Dunque, se si sono su vostri impari, tutti i soci disterrausi, come si narra, dunque tutta questa gente che è stata abbogata da questa terra e uso griao l'assemblea territoriale che si realizza anzi di sterro che include i tutti i soci. L'obiettivo di Ans di Sterro è quello di lavorare in Bessida, dunque portando in altre lingue le opere, i valori e le realizzazioni di Ans. E dunque è tipo in birdiera, una vetrina, come disegnare di Ans in suo mondo. Eppure quello di spiegare questa cultura sarda. In entrata invece è quello di portare a domo, portare in Sardegna esempi positivi in mezzo settori della cultura, della politica, della lingua. Se c'è per esempio un esempio di bilinguismo reale, fattivo, che si può riportare in Sardegna o qualunque cosa di cultura. Dunque, l'obiettivo di Ans di Sterro è quello di far comprendere a tutti i sardi che sono un'isola ma non sono isolati, che si potevano venire in rezza con tutta l'Europa e tutto il mondo e tutto il mondo può uscire i test della Sardegna. L'assemblea territoriale che vuole in Sardegna invece fu dante il logoso. E il nome poteva dare vince della lingua che impreantano e poi appena dell'assemblea settoriale. L'assemblea settoriale che vuole assemblea tematica che pone in temparisi espertos e amantiosos e che canta de traballare vince con sa gente della società civile, magari non si entra dentro de Ans, però arrivare non era una conclusione, però a un Ubuntu grare, un Ubuntu comune, a pizzo di un particolare tema. Chi ne vunti i socios de Ans, dei te arti vunti e te vunti specializzati, buona e tu isesi? Deo come traballo in un'autonoleggio, ma in sa vita mia poi studiavo relazioni internazionali, poi viaggiavo in meda, quando vi ho fuori poi comprendo che voglio tornare in Sardegna e traballare posa Sardegna, ma come a me che a me la gente non che è su politico famoso in ANS, che è Riccardo, che è Silvia, che è Enrico, che è Giovanni, gente normale e plus che tutto giovane, che a media età è bassa media, no? In conto di lingua e te vorrei in ANS come ti si spiegava questa questione, visto che si presentava a Riccardo poi questo titolo cosa sua, no, su Vince Zaccattuis si studiare in litteras. Io studio litteras in Castello. Posa questione della lingua, namus che noi commente Ans teniamo metta a coro la minoranza, questo che narrare chi nessuno è fuori, cerchiamo di che gollire cada cosa che potete essere utile, cada cosa che potete dare ricchezza a aspetto culturale. Vinza sa lingua è un punto che si collega bene a sa coscienza, appunto. In capasa esti su fulcro delle questioni della coscienza nazionale, no? Assolutamente. Sia noi primariamente comunicamos entre noi il sardo, tutte le comunicazioni le diamo in maniera bilingue e cerchiamo di vincere a tutto chi è fuori da Ans di lo comunicare il sardo. Chiaramente teniamo bisogno di una norma ortografica, ma tutte le assemblee territoriali, cada una comunica chi sa varietà di sua. Questo è molto importante per noi a rispettare la minoranza. Poi tacca una normificazione non esti a burrare tutto su che esiste di antesi di una lingua comune, di una lingua di un sistema grafico comune. E sono un singizio che ANS si ispirare a contesti da forese, in su particolare si ispirare a su questo contesti in Catalogna. Potevo fare un confronto, ma chiaramente l'ANC, l'Assemblea Nazionale Catalana, è una cosa più umana. Noso, se uso un naschioso denante di zero, se uso provando a piegare per esempio su che hanno fatto issoso, però a bello. L'Assemblea Nazionale Catalana
È importante a me che queste vinze sono un punto di riferimento per i partiti politici in Catalogna. E noi ancora non si usa questo livello, ma si sta traballando può arrivare e in questo traballo credo causa di includere questa gente. No? ANS, posta coscienza nazionale sarda, uno che documenti logos de logos.